L'Italia è forte se fa l'Italia, è forte, cioè se scommette sul fatto che è un paese in cui il saper fare, la bellezza sono la linfa anche della manifattura, ma non solo la manifattura in senso stretto, pensiamo alle produzioni agricole di qualità, pensiamo al paesaggio, pensiamo al turismo. E da questo punto di vista Venezia è un po' un simbolo, direi, nel male e nel bene, perché Venezia è anche Marghera. Sì. Io ricordo che nel 62, quando fu fatto, diciamo, Esatto. nel 62, quando fu realizzato il piano regolatore di Venezia, in un allegato tecnico era scritto nero su bianco: nell'area di Marghera verranno collocate quelle industrie che producono veleni pericolosi per l'ambiente e per la salute dei cittadini, che inquinano le acque, che producono vibrazioni e rumori. Fatto. No? Quindi è il simbolo di un sistema produttivo che non guardava a queste cose, no? Le riteneva marginali. Oggi non è più così. E al tempo stesso Venezia è uno dei simboli di quello che l'uomo è in grado di fare. Ovviamente anche con un rapporto, ricostruendo nuovi equilibri con la natura, perché bisogna ricordare che Venezia è stata possibile perché hai deviato corsi di fiumi, perché ci sono milioni di alberi che la sostengono, di tronchi che la sostengono. È la città che ha creato forse la prima fabbrica d'Europa, l'Arsenale di Venezia, dove con un sistema molto organizzato si produceva una nave al giorno, una cosa enorme da quel punto di vista. Allora la sfida del futuro, in Italia in particolare, tiene assieme innovazione, nuove tecnologie e saper fare antico. La bellezza come linfa di questo passaggio. E aggiungo, questa bellezza non è legata solo alle grandi imprese, anzi, molte volte questa bellezza è legata, noi lavoriamo molto con Confartigianato, con le imprese più piccole, anche oltre che con gli altri, è legata a un saper fare che anima i territori, che alimenta i settori, che fa dei distretti che nessuno è riuscito a copiare nel mondo un punto di forza. Allora, se della storia di Venezia e del presente di Venezia tiriamo questo filo, aiutiamo tutti ad affrontare, come ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo ultimo discorso a Bonn, la sfida climatica costruendo un'economia più forte perché più a misura d'uomo.